Una sola chance per qualificarsi e coronare il sogno di una vita. 2000 miglia tra Mediterraneo e Atlantico per strappare il pass per potersi presentare a ottobre alla partenza della Global Solo Challenge, una prestigiosa regata in solitaria senza scalo attorno al mondo. Domani mattina, con un giorno di ritardo dovuto al maltempo, il velista cittadellese Riccardo Tosetto partirà da Trieste in direzione La Corugna per affrontare da solo il test obbligatorio che tutti i partecipanti devono sostenere per guadagnarsi il diritto di presentarsi ai nastri di partenza. Al suo fianco Ob Portus, l'imbarcazione in vetroresina che Riccardo ha acquistato da un professionista francese e che per tutto l'inverno ha smontato e rimontato pezzo per pezzo, rinforzandola e adattandola alla navigazione oceanica in solitaria. Tosetto, skipper professionista innamorato della vela fin da bambino, è al suo primo grande passo come velista solitario. Ha già attraversato 4 volte l'Atlantico, ma non ha mai navigato così a lungo da solo.